autonomia, indipendenza, sovranità, meccanismi di autogoverno che stiamo ricostituendo. Questa è l'indicazione da chi ha fatto dell'indipendenza veneta il percorso di vita politica e non solo. E la scelta autonomista non può che essere il primo atto concreto all'interno delle regole nazionali. Nell'ambito dello Stato italiano siamo una minoranza nazionale, come i tirolesi, come gli sloveni, come, anche se il discorso è più complesso, i valdostani, siamo una nazione nel nostro territorio storico. Ecco perché, secondo Rocchetta, anche la legge regionale approvata dal Veneto le scorse settimane ha un peso politico sulle richieste di maggiore autonomia da Roma. E che dice che non serve a nulla sta cosa, che sono solo parole, così quasi una cosa di colore? Poveri disinformati, colpevolmente disinformati, vadano in provincia di Bolzano, girino l'Europa, imparino a conoscere il mondo invece di riempirsene la bocca senza conoscerlo, studino un po' l'inglese, visto che grazie alla scuola italiana i veneti parlano un inglese terribile, e si capirà quanto serve questo. Questa è veramente la porta per la libertà, la dignità e un vero benessere. Quindi, secondo Rocchetta, non un Veneto chiuso, ma con ancora maggiore autonomia di aprirsi al mondo. E a quanti non accettano l'autonomia puntando solo all'indipendenza, dice semplicemente: autonomia e indipendenza sono come etichette su una borsa di vino. Il vino può essere buono o triste.